All'inizio gli insegnanti in genere, comunque i presidi, non avevano capito bene l'importanza di questa esperienza. Non era accettato in pieno, non era capito e compreso, ecco. Almeno per la mia famiglia sembrava una perdita di tempo. Palio per me era questione di vita o di morte, cioè il problema dei miei genitori era che io il pomeriggio non studiavo perché andavo alle prove, perché andavo in biblioteca, perché andavo a vedere i montaggi degli spettacoli del CSS. Il laboratorio, l'attività del gruppo teatrale è qualcosa che esula totalmente, è un'attività extracurricolare che a volte devo dire che dei colleghi che la ignorano completamente, non gli interessa, non sono interessati e va bene. E secondo me una scuola che deve formare uomini e donne dovrebbe sempre di più integrare questo tipo di formazione, cioè dovrebbe essere curricolare proprio un tipo di formazione teatrale di questo tipo. Ci starebbe bene un po' di teatro a scuola sempre. Perché molto spesso si dice che voglio vedere, non voglio essere troppo impegnato, con la scuola rischia di portarmi via tempo allo studio. Non è vero, in realtà ti aiuta anche con lo studio, perché appunto ti fa sentire meglio in quella scuola, ti fa sentire più parte di quella scuola. La pratica teatrale, i laboratori teatrali vanno a sondare e a sviluppare delle competenze che la scuola non prende o pochissimo in considerazione. Come è impostata la scuola tradizionalmente non richiede molta creatività, anzi non ne richiede affatto di creatività da parte dei ragazzi. Se tu pensi a scuola, si sta seduti per 5 ore, si ascolta, passa tutto a livello intellettuale, ma noi non siamo solo mente, no? Siamo anche emozioni, siamo anche corpo. La scuola è poi uno sport individuale, no? Nel senso che il voto ce l'ha Mario e il suo voto è quello che conta è poi la performance. Se la persona percepisce che viene valutata la sua persona, questo è distruttivo. E il rischio è che questa modalità che viene trasmessa anche attraverso l'educazione scolastica tradizionale, poi uno se la porta dentro e quindi poi uno impara ad autogiudicarsi invece che autoascoltarsi o esprimersi o accogliersi. Non si sentono giudicati a teatro, perché guai, ci manca solo che gli metto i voti, no? No, non esiste questa cosa. C'è una decodifica dello stare insieme, nell'ambito scolastico parlo, che comunque è altra cosa rispetto a un'attività come quella del teatro. Lo stare assieme in sala prove piuttosto che non stare insieme in classe crea delle strutture sociali molto differenti. Questa grande libertà di esprimersi, questa grande stimolo anche a fare delle cose che non si sanno fare, del buttarsi, dell'essere partecipi e dello stare insieme gli uni con gli altri senza spirito di competizione mi è sembrato meraviglioso subito. Qui non c'è spazio, non c'è tempo, non c'è modo di vergognarsi. E quindi potevi veramente esprimerti per quello che volevi. Se volevi urlare, urlavi. Se volevi piangere, piangi. Se volevi star zitto, stavi zitto, capisci? Cioè tutto andava bene. L'ho subito trovato come un luogo di grande libertà, di grande accettazione, di non giudizio. E quindi già questo è un messaggio molto forte, no? Che c'è qualunque cosa tu fai, qualunque cosa tu sei, qualunque cosa tu esprimi, va bene. Ti sentivi molto accolto, molto, molto protetto. Ci tenevo tantissimo che questa libertà riuscisse a essere assaporata dai ragazzi che facevano Palio con me, perché secondo me solo con la libertà e con anche gli eccessi riesci a comprendere veramente il percorso. È proprio questa libertà giocosa, divertente, ma anche seria, per i ragazzi è un momento di grande vitalità, proprio di vita. E quindi li fa comportare anche in modo totalmente diverso. Io credo che il teatro sia un'ottima occasione per tirare fuori qualità che non emergono normalmente. Quello che era chiuso da solo su un palco magari mostra una capacità di relazionarsi con gli altri che non dipende più dal rendimento scolastico e quindi è completamente diversa. Mi ricordo soprattutto di un mio alunno che faceva veramente tanta difficoltà a scuola e nel teatro invece è riuscito proprio a sbocciare, è stato emozionante. Il Palio è una scuola di coraggio, è una scuola di resistenza, una scuola di fiducia in se stessi, è una scuola di capacità di stare in gruppo e di valorizzare ogni persona del gruppo per le sue capacità.
è una scuola di vita. È uno spazio in cui i ragazzi sentono molto forte questo senso di appartenenza tra di loro, questa collettività. Io ho incontrato molti studenti che sono stati miei allievi del Palio, che sempre mi dicono quell'esperienza lì è stata per me qualcosa di importante. Non nel senso teatrale, ma proprio perché li ha fatti crescere in un altro modo, gli ha dato degli strumenti per capirsi, accettarsi, trovare le soluzioni dentro di sé.